Pacifico, mm? Perduto il treno? Per un minuto, sa. Arrivo alla stazione e me lo vedo scappare davanti. Poteva corrergli dietro? Sì, è da ridere, lo so. Bastava che non avessi avuto tutti quegli impicci, pacchi, pacchetti e pacchettini, più carico di un somaro. Doveva essere bello. Mm? Sai che avrei fatto io? Li avrei lasciati nella vettura. E mia moglie? E le mie figliole? Strillare. Gli ci sarei spassato un mondo, sa? Perché lei non sa cosa diventano le donne in villeggiatura. Ma sì che lo so, caro signore. Appunto perché lo so. E dicono tutte che non avranno mai bisogno di niente. Questo soltanto. Sono capace di sostenere che ci vanno per risparmiare. Il guaio è che io, dovendo stare qui soltanto 3 ore, ho lasciato a casa le chiavi. Oh bella. E perciò? E perciò ho preso tutto quel monte di pacchi e pacchetti e l'ho depositato alla stazione e sono venuto qua. Alle 4 prendo il primo treno. Questo caffè non chiude, vero? No. Non chiude, no signore, non chiude. E dunque ha lasciato tutti quei pacchi e pacchettini in deposito alla stazione? Perché me lo domanda? Non mi stanno forse sicuri? No, no. No, non dico per questo, Erano signore. tutti ben legati, eh? Già. Ben legati, me ne immagino. Con quell'arte tutta speciale che hanno i giovani di negozio nell'importare la roba venduta. Che mani! Un bel foglio grande, di carta doppia, rossa, ben levigata. E di per sé stesso un piacere vederla. Così liscia che uno ci metterebbe la faccia per sentirne tutta la fresca carezza. La stendono sul bancone e poi con garbo disinvolto appoggiano su in mezzo la stoffa lieve e ben piegata. Levano prima da sotto col dorso della mano un lembo e poi da sopra vi abbassano l'altro e vi fanno anche con svelta grazia una rimboccaturina, come un di più, così tanto per amore dell'arte. Abbassano dall'uno e dall'altro lato triangolo, cacciano sotto le due punte, allungano la mano alla scatola dello spago, tirano quanto basta per legare l'involto e lei neanche si è accorto della loro bravura, che si vede presentare il pacco con il cappio già pronto a introdurre il dito. Si vede che ha prestato molta attenzione ai giovani del negozio. Io, caro signore, giornate intere ci passo. Sono capace di stare anche un'ora, fermo a guardare dentro la bottega attraverso la vetrina. Mi ci dimentico. Immaginando quante cose immagino, lei non ha neanche un'idea, sa? Guardo il cliente, la cliente che escono dalla bottega con l'involto appeso a un dito o sotto il braccio o in mano e li seguo con gli occhi.
sino a perdere di vista, immaginando tante cose. Hai mai visto dei giovani di merceria? Quando misurano col metro quel nastro rosso, azzurro, e poi se lo involtano intorno al pollice e all'indice della mano sinistra al numero 8 prima di incartarlo. Vorrei essere veramente quel nastro rosso celeste, quel bordatino. Eh sì, caro Signore, quante cose immagino. Lei non può farsene neanche un'idea. Ma mi serve. Le Mi serve? serve. Le serve cosa, scusi? Attaccarmi così, dico con l'immaginazione alla vita, come un rampicante attorno alle spalle di una cancellata. Non lasciarla mai posare un momento l'immaginazione, aderire con esse costantemente alla vita, ma non alla vita di quelli che conosco, no. A quella non ci riuscirei, ne provo una nausea se sapessi un disgusto, no, alla vita degli sconosciuti intorno ai quali la mia immaginazione può lavorare liberamente, ma non casualmente, non a capriccio, no, ma tenendo conto di tutti i minimi particolari, apparenze che ho scoperto in questo e in quello. Se sapesse, caro Signore, quanto e come lavora, sino a che punto io mi ci addentro, guardo la casa di questo, di quella, ci vivo, mi ci sento proprio, caro Signore, sino ad avvertire, sa, quel particolare alito che cova nella casa di ciascuno, anche nella mia, nella sua. Ma nella nostra, caro Signore, noi naturalmente non l'avvertiamo più perché è divenuto l'alito stesso della nostra vita, mi capisce, no? Vedo che lei dice di sì, caro Signore. Deve essere un gran bel piacere quello che prova immaginando tutte queste cose. Piacere? Io. Mi dica un po', caro Signore, lei è stato mai a consulto da qualche medico bravo? Io no, mica sono malato. No, no, non si arrabbi. Glielo chiedo semplicemente per sapere, qualora vi fosse stato, se ha fatto attenzione, in caso di uno di questi medici bravi, alla sala dove i clienti stanno in attesa del loro turno. Ci ha fatto attenzione? Divano, stoffa scura, foggia antica. E poi quelle seggiole quasi sempre imbottite, scompagne, quelle poltroncine, no? Beh, naturalmente tutta roba di seconda mano, roba di compravendita, lasciata lì solo per i clienti, non appartiene mica alla casa, no. E il signor dottore ha per sé e per le amiche della sua signora un ben altro salotto, bello, ricco. E chissà poi come striderebbe qualche sedia o qualche poltroncina di quel salotto messa là nella sala dei clienti, ai quali tuttavia basta e avanza quell'arredo così sobrio, decente, decoroso. No, volevo chiederle se lei, quando vi andò, guardò attentamente la poltrona, la seggiola su cui stava aspettando il suo turno. Io no, veramente. Perché lei non era malato. Ma neanche i malati spesso ci badano, tutti compresi come sono del loro male. Eppure, quante volte certuni rimangono lì a fissarsi il dito che fa segni vani sul bracciolo lustro della poltrona su cui stanno seduti.
effetto poi, quando si esce dalla visita riattraversando la sala, il rivedere quella poltroncina su cui poc'anzi, in attesa della sentenza sul nostro male segreto, stavamo seduti. Il rivederla magari occupata da un altro, anch'esso con il suo male segreto, o magari vuota, impassibile nell'attesa che venga ad occuparla un altro qualsiasi. Ma che stavamo dicendo? Ah, sì, dicevamo il piacere dell'immaginazione, vero? Ma chissà, perché mi è venuto da pensare subito a una di queste seggiole, poltroncine di sale dei medici, dove il cliente è in attesa del consulto, no? Guardi, la relazione potrebbe essere questa. Avrebbero piacere quelle seggiole a sapere chi è il cliente che siede su di loro in attesa del consulto, quale malico va dentro e dove andrà, che farà dopo la visita. Beh, naturalmente nessun piacere, no? E così io, caro signore, nessuno. E se stanno là, povere seggiole in attesa di essere occupate. E in fondo, caro signore, e così anche la mia occupazione. Ora mi occupa questo, ora mi occupa quello. In questo momento mi sta occupando lei. E mi creda, caro signore, che non ho nessun piacere del treno che lei ha perduto, della famiglia che l'aspetta in vacanza e dei 1000 fastidi che suppongo essere ora in lei. Tanti, sa. Ringrazi Dio se sono fastidi soltanto. C'è chi ha di peggio, caro signore. Sì, è vero. Io le dico che ho bisogno di attaccarmi così, con l'immaginazione alla vita. Ma mi creda, senza piacere, senza punto interessarmene, anzi con fastidio. Per giudicarla sciocca e vana la vita, così che veramente non debba importare proprio a nessuno di finirla. E questo da dimostrare bene, sa, con prove ed esempi continui, implacabilmente, perché, caro signore, vede, noi non sappiamo da che cosa sia fatto, ma c'è, mi creda, c'è, e ce lo sentiamo tutti qua come un'angoscia nella gola. Il gusto della vita, che non si soddisfa mai, perché la vita, nell'attimo stesso in cui noi la viviamo, è talmente ingorda di se stessa che non si lascia mai assaporare. Il sapore ci viene da là, dal passato che ci rimane vivo dentro. Il gusto della vita ci viene dai ricordi che ci tengono legati, caro signore, ma poi legati a che cosa? A questa sciocchezza qua, a questa noia, a tante stupide illusioni. Sì, caro signore, questa che ora qua ci appare una sciocchezza, questa che ora qua ci appare come una noia. E arrivo sin anche a dire questa che ora qua ci appare una sventura, caro signore, vera, grave sciagura. Tra 4, 5, 10 anni, chissà che sapore acquisterà e che gusto queste lacrime. E la vita per Dio, al solo pensiero di perderla, caro signore, specialmente quando si sa che è una questione di giorni. Guardi là, caro signore, la vede lì? All'incrocio, all'angolo di quel cantone, la vede? Quell'ombra di donna. Ah, s'è nascosta. Una donna. Sì, mia moglie già. Mi sorveglia da lontano.
e mi verrebbe voglia, mi creda, di prenderla a calci. Ma sarebbe inutile, perché come una di quelle cagne sperdute, spaesate, che più lei le prende a calci e più le si legano alle calcagna, caro signore. Che quella donna sta soffrendo per me, lei non lo può neanche immaginare. Non mangia, non dorme più, mi segue giorno e notte e non sembra neanche più una donna, ma uno strofinaccio. Pensi che le si sono imbiancati anche i capelli qua, sulle tempie. E appena 34 anni. Mi fa una stizza. Certe volte le salto addosso e le grido stupida, scrollandola. Si prende tutta. Rimane lì a guardare, con certi occhi spalancati, con certi occhi, caro signore, che mi fanno venire qua, le mani, le giuro, una selvaggia voglia di strangolarla. Niente. Aspetta che io mi allontani e torna a seguirmi di nuovo. Eccola, lo vede? Guardi, ha tirato fuori il capo dal cantone, guardi. Oh, povera signora. Ma che povera signora! Vorrebbe, capisce, che io me ne stessi a casa, quieto, tranquillo, in mezzo a tutte le sue più amorevose, sviscerate cure, a godere della lindura di tutti i mobili, dell'ordine perfetto di tutte le stanze, del silenzio misurato dal tic-tac della pendola della sala da pranzo. Questo vorrebbe. Caro signore, ora io le domando, per farle intendere l'assurdità di questa pretesa, ma che dico l'assurdità, la macabra ferocia di questa pretesa, io le domando, se le sembra possibile che le case di Avezzano, le case di Messina, sapendo del terremoto che di lì a poco le avrebbe sconquassate, se ne sarebbero state tranquille, placide, sotto la luna, in fila, ordinate, rispettando il piano regolatore della commissione edilizia municipale. Ma case, no, per Dio, fatte di pietra, di travi, se ne sarebbero scappate, no? Immagini i cittadini di Avezzano, i cittadini di Messina, mettersi a letto placidi, placidi, ripiegare gli abiti, mettere le scarpe fuori dall'uscio e cacciandosi sotto le coperte godere della lindura fresca delle lenzuola di bucato, sapendo che tra poche ore sarebbero morti. Le sembra possibile? Caro signore, se la morte fosse come uno di quegli strani insetti schifosi che qualcuno inopinatamente ci scopre addosso, lei passa per via e all'improvviso un passante, come lei, per caso la ferma e con due dita protese gli dice: scusi, signore, mi permette, è vero? Lei c'ha la morte addosso? E con quelle due dita protese la prende e la getta via. Sarebbe magnifica, vero signore? Ma la morte, vede, non è come uno di questi insetti strani e schifosi. E tanti, mi creda, tanti, che passeggiano disinvolti e alieni la portano addosso. E nessuno la vede. Ed essi così continuano a camminare lieti, tranquilli, immaginando quello che faranno domani o domani l'altro.
signore. Venga, si alza. Venga. Qua sotto questo lampione, venga. Le faccio vedere una cosa. Vede qua sotto al labbro? Lo vede? Questo bel tubero violaceo? Lo sa come si chiama? Ha un nome dolcissimo, più dolce di una caramella. Epitelioma si chiama. Però non ci sentirà quale dolcezza. Epitelioma. La morte. Capisce, caro signore? La morte è passata. E mi ha ficcato questo fiore in bocca. E mi ha detto, tientelo caro, che ripasserò fra 8-10 mesi. Ora mi dica lei, caro signore, se con questo fiore in bocca io posso starmene quieto e tranquillo a casa come quella disgraziata vorrebbe. Le grido certe volte, vuoi baciarmi? Sì, baciami! Mi risponde. Ma lo sai che cosa ha fatto l'altra settimana? Ha preso uno spillone e si è fatto un taglio qua sul labbro. Poi mi ha preso la testa tra le mani e mi voleva baciare. Sì, caro signore, baciare in bocca. Perché dice che vuole morire con me. È pazza. Io a casa non ci sto. Io ho bisogno di starmene a guardare dietro le vetrine delle botteghe la bravura dei giovani di negozio mentre involtano la merce venduta. Perché, caro signore, lei mi capisce, vero? Che se mi si fa solo un momento di vuoto dentro, io posso anche ammazzare come niente tutta la vita in un altro che non conosco. Cavare fuori la rivoltella e ammazzare magari uno come lei, che per caso ha perduto il treno. No, caro signore, non tema. Sto scherzando. Me ne vado, signore. E poi, mi creda, ammazzerei me, semmai. Mi sono di questa stagione certe buone albicocche, eh? Come le mangia lei? Con tutta la voce, vero? Si premono per lungo, con 2 dita, come se fossero 2 labbra succhiose. Che delizia. Ah, porti il mio saluto alla sua egregia signora e alle sue graziose figlie che saranno in villeggiatura. Sa, me le immagino tutte vestite di bianco e di celeste su un prato verde in ombra. Ah, mi faccia anche un piacere, la prego. Domani, quando arriverà alla stazione, mi immagino che disterà un poco dal paesello. E allora all'alba lei può fare la strada a piedi. Il primo cespuglietto d'erba sulla prode, la prego.
pronti i fili per me. Quanti fili saranno? Tanti giorni ancora io vivrò. Ma mi raccomando, lo scelga bello grosso. Buonasera ancora, caro signore.